Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meis, ben trovati alla seconda edizione di Stella di Cecché con il notiziario del news dall'Ogliastra. Partiamo con una novità che arriva da Tortolì perché sono stati aggiudicati i lavori di riconversione produttiva delle aree ex cartiera che prevedono opere di infrastrutturazione e urbanizzazione. Un appalto che ha fatto gola a tante imprese, infatti hanno partecipato 234 imprese da tutta Italia al bando di gara indetto dal comune di Tortolì, ma ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Sogena con sede a Roma, che ha offerto un ribasso del 25% per un ammontare dei lavori di 2,5 milioni di euro. Gli interventi, come è noto, fanno parte di un più vasto piano che è quello del master plan di cui si parla da tantissimi anni, che prevede l'intera riqualificazione dell'area dell'ex cartiera con la creazione di un polo industriale e artigianale legato alla nautica. Il progetto in questione prevede l'infrastrutturazione e l'urbanizzazione di un secondo stralcio funzionale, secondo la proposta del progettuale del comune. Tra gli interventi è prevista una rotatoria che sorgerà nei pressi dell'ex stabilimento, smisterà così il traffico, e anche una seconda rotatoria nella zona industriale, più interventi di adeguamento e riqualificazione della viabilità esistente. Si prevede inoltre la realizzazione dei sottoservizi, l'adeguamento della sede stradale, quindi reti di acque bianche, impianto di illuminazione pubblica. Non è prevista però la realizzazione della rete fognaria, che potrà essere fatta successivamente nelle aree. Questo è il dettaglio spiegato nel verbale di gara. Questi lavori sono attesi da tantissimi anni. Ora è stato aggiudicato questo appalto da 2,5 milioni di euro e daremo conto di quando inizieranno i lavori. Andiamo avanti, ora parliamo di un documentario, un viaggio nell'archeologia, nella natura e nella lingua
sarda, e questo è lo spirito di Fuedaus Faeus, il nuovo documentario realizzato dallo Sportello della Lingua Sarda di Isili, un progetto che punta a raccontare e valorizzare l'identità profonda del Sarcidano e della Barbagia di Seulo e dell'Ogliastra. L'opera è progettata da Suia e finanziata con un bando regionale. Nasce con l'obiettivo di diffondere la lingua sarda attraverso un racconto che intreccia ambiente, storia e cultura. Il documentario offre immagini affascinanti dei luoghi più suggestivi del territorio, dalle distese selvagge del bosco di Addolì fino alle cime sacre del monte Santa Vittoria, cuore spirituale della Barbagia di Seulo. Non mancano scorci del Sarcidano con i suoi paesaggi aperti, siti archeologici e quel patrimonio materiale e immateriale che da secoli definisce la vita delle comunità locali. Si tratta di 12 video da circa 3 minuti ciascuno che raccontano siti archeologici, chiese, musei, luoghi naturalistici del territorio anche ogliastrini, con immagini originali accompagnate dalla voce narrante in lingua sarda italiana dell'operatore culturale Francesco De Plano. Fuedaus Faeus è un'opera di divulgazione, allo stesso tempo di sensibilizzazione, un invito rivolto soprattutto ai più giovani a riconoscere il valore della lingua sarda, delle tradizioni e della memoria del territorio. Il documentario è disponibile gratuitamente anche sul canale YouTube dedicato allo sportello linguistico. Andiamo avanti ora, torniamo a Tortolì. Il consiglio comunale di Tortolì è stato convocato per domani, giovedì 11 dicembre alle 11 nella sede del Palazzo Civico in via Garibaldi. Sono 7 i punti all'ordine del giorno fissati dalla Presidente del Consiglio Mara Magia. Tra i vari punti si apre la seduta con la crisi della finanza locale, sull'incremento urgente del Fondo Unico per gli enti locali, poi si passerà all'approvazione definitiva della variante al piano urbanistico comunale e ancora 2 variazioni di bilancio, l'approvazione dello schema di convenzione per il permesso di costruire convenzionato nel PUC e poi ancora un riconoscimento di debito fuori bilancio, insomma una serie anche di punti che riguardano la parte dell'economia del comune, quindi del bilancio comunale. Andiamo avanti, restiamo su Tortolì, truffe telefoniche online e non solo, come riconoscerle e difendersi. Questo è il titolo dell'appuntamento organizzato dall'Associazione di Volontariato Hauser in collaborazione con l'amministrazione per sabato 13 dicembre in biblioteca alle 10. Interverranno il capitano Marco Mastrovito, comandante della compagnia dei carabinieri di Lanusei, il luogotenente Salvatore Sanfilippo, comandante della stazione di carabinieri di Santa Maria Navarrese, e il luogotenente Marcello Cangelosi, comandante della stazione di carabinieri di Tortolì. L'appuntamento alle 10 in biblioteca. Chiudiamo con un evento, restando sempre su Tortolì, perché la chiesa di Sant'Anna sabato 13 dicembre ospiterà il concerto del coro Sant'Anna diretto da Gianpriamo Incollu e arricchito dalla partecipazione degli artisti e musicisti Egidiana Carta e Luca Nulkis. Il coro celebra un traguardo significativo per una realtà che da 20 anni rappresenta un punto di riferimento culturale. L'iniziativa rientra nel progetto di Voci 20, il percorso ideato per festeggiare i 20 anni di attività del coro, fondato nel 2005 e oggi composto da 22 soci. L'evento omaggerà le collaborazioni storiche e il cammino condiviso che hanno contribuito alla crescita artistica del gruppo, offrendo al pubblico un momento musicale ricco di emozioni e significato. Vediamo così il notiziario di oggi, torniamo domani con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.